Ben ritrovati a tutti, ci troviamo qui per questo nuovo appuntamento, dopo averne fatti alcuni, per parlare di impresa e in particolare di imprese in rete, visto che il programma è proprio questo. Quindi che cosa abbiamo visto nelle puntate precedenti? Nelle puntate precedenti abbiamo visto in primis i fattori di impresa che possiamo riassumere nel mercato, nel prodotto e nei processi produttivi. Questi fattori si chiamano fattori variabili perché variano in funzione di che cosa? Del fattore fisso dell'impresa. Il fattore fisso dell'impresa è la risorsa umana. Ecco, noi vogliamo porre al centro dell'impresa la risorsa umana e questo l'abbiamo trattato nel primo appuntamento. Nel secondo appuntamento abbiamo parlato dei pilastri dell'impresa. Cioè vogliamo far crescere la nostra impresa? Vogliamo far crescere la nostra azienda? Benissimo, la dobbiamo organizzare. E in particolare dobbiamo organizzare la comunicazione di questa impresa, ok, la comunicazione interna dell'azienda e dell'impresa. Quindi abbiamo fatto riferimento a 4 pilastri fondamentali. Questi 4 pilastri che determinano il ciclo di crescita, il ciclo di espansione dell'impresa, che 4 pilastri sono? Sono innanzitutto la missione. Quindi la missione è intesa come lo scopo per cui è nata l'impresa e i valori su cui l'azienda si fonda. Poi la visione è la modalità di realizzazione, i processi produttivi, gli obiettivi, gli incentivi che possiamo utilizzare per costruire i processi produttivi della nostra azienda. Poi abbiamo gli strumenti per l'azione, che sono i macchinari in un'impresa manifatturiera, piuttosto che processi di comunicazione e strumenti di comunicazione, per esempio per un'azienda commerciale. Ok? E dopo abbiamo il controllo del risultato. Il controllo del risultato che è molto molto importante per capire se abbiamo realizzato attraverso la nostra visione la missione che ci siamo prefissati. Quindi è importante focalizzare alcuni concetti. Il primo di questi concetti è la missione deve diventare lo scopo dell'impresa. Lo scopo dell'impresa significa avere dei grossissimi vantaggi a livello di motivazione delle risorse umane. Perché? Vi sarà sicuramente capitato di vedere dipendenti schiavi della routine, senza grande interesse per il lavoro o con un rendimento inferiore al loro potenziale. È chiaro che di fronte a una situazione come questa ci sono delle ragioni e la maggior parte di queste ragioni si racchiudono in un concetto che oggi non basta più il rapporto economico con il collaboratore o con il dipendente perché questo sia motivato. Certo, in epoca di crisi economica, di pandemia, sicuramente il fatto di poter guadagnare può sicuramente essere un grande stimolo, anzi lo è lo stimolo principale, ma oggi in una situazione dove si è evoluto il livello culturale dei collaboratori, dei dipendenti, in cui le aziende vivono immerse in un mondo fatto di tante informazioni, molte più informazioni rispetto a quelle di una volta, è molto importante comprendere che l'incremento chiaramente anche del benessere sociale, del benessere economico in generale, adesso senza guardare il momento in particolare, però è chiaro che tutti questi fattori messi insieme che cosa ci dicono? Che nell'impresa la ragione per cui i dipendenti si motivano non può più essere legata solo al concetto economico dello stipendio. Quindi è molto importante mettere in collegamento le persone con uno scopo più alto, che noi chiamiamo missione. Ecco, i leader possono ispirare e creare energia e aumentare i livelli di produttività dei propri collaboratori se mettono in relazione il lavoro e la funzione del collaboratore con uno scopo più alto che è la missione
dell'azienda, la missione dell'impresa. Questo è molto importante da capire, ecco perché, come abbiamo detto nelle puntate precedenti, è importante scrivere la missione, immaginarci quali sono i valori che noi vogliamo portare al mercato attraverso la missione. Questo è un primo concetto da focalizzare. Quindi, avere una missione da condividere con i collaboratori vuol dire stimolarli emotivamente a una migliore e una maggiore produttività per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Un secondo aspetto importante da tenere in considerazione è che le informazioni rispetto a qualche decennio fa, alle aziende degli anni 80 e 90, oggi le informazioni sono veramente tantissime. È cambiato il modello di organizzazione interno dell'azienda che potremmo sintetizzare come? Potremmo sintetizzare in questo modo. Da una parte abbiamo l'azienda old style, vecchio stile, vecchia organizzazione, che è un'azienda che definisco con l'organigramma piatto o azienda dell'uomo solo al comando. Quindi abbiamo o l'azienda dell'uomo solo al comando con l'organigramma piatto o viceversa l'azienda con un organigramma strutturato che è l'azienda di oggi, che è l'azienda moderna. Ecco, abbiamo troppe aziende ancora in Italia che sono organizzate con il modello uomo solo al comando. È chiaro che l'uomo solo al comando è vittima di se stesso oggi, perché le informazioni sono talmente tante da elaborare e le competenze, attenzione, le competenze necessarie per elaborare tutte queste informazioni, che sono tante quantitativamente ma anche diversificate dal punto di vista qualitativo, e quindi hanno bisogno di più teste radunate intorno a un tavolo, allo stesso tavolo, perché tutti possono partecipare con le proprie competenze diverse proprio a migliorare tutto quello che sono i processi aziendali e quindi la produttività. Quindi si passa dall'uomo modello anni 80, dall'uomo solo al comando, a un'azienda con un organigramma strutturato. Quindi dall'uomo solo al comando a un gioco di squadra, dall'organigramma piatto dove tutti erano sullo stesso livello e rispondevano a un solo uomo, all'organigramma strutturato dove vengono date delle deleghe di potere, deleghe dovute ai ruoli. Ecco perché oggi è importante partire da che cosa? Se vogliamo crearci una visione chiara dell'azienda moderna, partire dall'organigramma. Sembra banale, sembra scontato. Questo è un fattore anche, diciamo, culturale nel nostro paese, perché diciamo, come un'azienda che non ha l'organigramma, purtroppo è così. La realtà, mi immagino che se è così nel nord Italia, sarà così anche nel sud Italia. È chiaro che le aziende per crescere hanno bisogno di poter delegare i compiti. Per poter delegare i compiti bisogna definire delle responsabilità che sono legate a dei ruoli. Ecco che i ruoli sono la struttura dell'organigramma. Quindi è molto importante comprendere questo principio, che la visione dell'impresa moderna non può più essere quella legata a un modello organizzativo old style anni 80-90 con l'uomo solo al comando, ma deve essere collegata a una visione dell'azienda strutturata dove c'è un organigramma con dei ruoli ben definiti in funzione chiaramente dei processi. Prima bisogna fare una mappatura dei processi e poi si definiscono bene i ruoli, e una volta che si sono definiti bene questi ruoli, ecco che possiamo attivare i processi di delega. Però questo magari lo riprenderemo magari un po' più avanti nei nostri incontri. È molto importante quindi che cos'è che impedisce oggi a tanti imprenditori
All style sicuramente, considerando che ci sono oggi in Italia 4.200.000 imprese, di cui il 50%, quindi più di 2 milioni di aziende, hanno un imprenditore over 70. Ma ci sono altri milioni di imprese, magari anche nella new economy, che stanno nascendo, che comunque hanno bisogno di questa cultura organizzativa dell'impresa, dell'azienda. Non può più esserci l'uomo solo al comando, ma bisogna partire dalla assumere competenze diverse e assemblarle in un gioco di squadra che parte dal disegno dell'organigramma fatto sui processi produttivi, quindi mappatura dei processi e disegno dell'organigramma per assegnazione dei ruoli e concessione delle deleghe. Bene, ma allora che cos'è al di là dell'anagrafe, quindi al di là dell'anzianità dell'imprenditore, che limita una buona organizzazione di impresa basata su un gioco di squadra che parte da un organigramma e quindi da identificare ruoli, compiti e quindi responsabilità? Beh, ci sono alcuni elementi che vorrei condividere con voi. Allora, le criticità e i bisogni degli imprenditori manager leader di oggi per poter organizzare un'azienda in modo moderno e quindi produttivo, dove il coinvolgimento dei collaboratori sia un coinvolgimento ad alto contenuto motivazionale e quindi alzare i livelli di produttività, ecco, i nuovi bisogni degli imprenditori manager di oggi quali sono? Primo, è necessario avere le competenze per gestire con successo situazioni di crisi o di cambiamenti continui. Ok, quindi queste nuove competenze sono competenze che vanno dalle competenze tecnologiche alle competenze, diciamo, sociali. Le competenze tecnologiche sono chiaramente quelle che conosciamo tutti, legate ai sistemi informativi, legate quindi al monitoraggio dei processi in maniera informatizzata. Dall'altra parte abbiamo però bisogno delle competenze sociali, quindi del conoscere bene i meccanismi motivazionali degli esseri umani per poter creare un buon clima aziendale e un buon coinvolgimento delle risorse umane. Ecco, quindi una volta che io ho sia gli strumenti tecnologici a disposizione, sia le competenze sociali che mi permettono di interagire e comunicare con i miei collaboratori in maniera positiva e motivante, ecco che allora ho già quelle competenze che sono importanti. Purtroppo diciamo che il deficit di competenze tecnologiche, soprattutto nelle generazioni più anziane, è un limite importante. Così come lo è il limite nelle competenze sociali. Una volta si usava uomo solo al comando, dava gli ordini, tutti obbedivano e a quel punto, diciamo, il gioco era fatto. Tutti obbedivano, eseguivano e poi producevano di più, producevano di meno, ma si creava una sorta di sudditanza dove c'era il re che comandava e tutti eseguivano. Ecco, quando c'era. Poi quando non c'era, insomma, poteva anche andare diversamente, che ognuno quando il gatto manca i topi ballano. In realtà anche nelle nuove generazioni non è detto che ci siano le competenze tecnologiche e soprattutto quelle sociali. Ecco perché siamo all'alba di una grande rivoluzione. Siamo all'alba di una grande rivoluzione proprio per questi aspetti qua, che la combinazione della mancanza di competenze tecnologiche e di strumenti tecnologici con il deficit di competenze sociali sommati insieme creerà un elevato tasso di decadimento, di moria, chiamiamolo così, di aziende, purtroppo, come se non bastassero già le difficoltà della globalizzazione, del Covid e quant'altro, e dall'altra parte però bisogna avere fiducia, bisogna avere fede e essere ottimisti, perché rinascerà dalla cenere che cosa? Il nuovo imprenditore, magari di una generazione più giovane o di 2 generazioni più giovani, che in realtà ha la voglia di imparare, di comprendere, è già tecnologico di suo perché è nato nell'era tecnologica, impara le competenze sociali e sommando queste 2 competenze può sicuramente organizzare meglio la propria azienda. Secondo punto, quindi acquisire le nuove competenze, competenze tecnologiche, competenze sociali è il primo punto. Secondo punto, molti manager e imprenditori lamentano di avere
troppe attività e poco tempo per svolgere i propri compiti. Ecco, anche qui rientriamo nell'organizzazione di base, nelle competenze di base delle attività di impresa. Il time management. Esistono dei corsi molto semplici di time management. È importante organizzare la propria azienda e le proprie attività in azienda con un metodo, non improvvisando. Se no torniamo nell'old style, torniamo nell'uomo solo al comando che arrivava in azienda e poi improvvisava lì, per come gli veniva la situazione, improvvisava e magari faceva cose meno urgenti o meno importanti quando invece doveva fare altre cose meno urgenti ma magari più importanti. Ok? E questo è molto molto importante come elemento. Quindi organizzare bene il proprio tempo. Organizzare bene il proprio tempo vuol dire produrre di più e produrre meglio. Terzo elemento di criticità o di bisogno degli imprenditori manager di oggi, possiamo dire che è creare la necessità di creare un team che superi gli individualismi esasperati e che integri competenze e atteggiamenti differenti. Ne abbiamo parlato un po' anche prima e lo riprendiamo adesso. Quindi l'imprenditore manager di oggi deve riuscire a superare le differenze e a integrare competenze e atteggiamenti comportamentali diversi dei propri collaboratori. Ecco, non siamo tutti uguali, così anche i nostri collaboratori non sono tutti uguali. Ok? Non sono tutti uguali. Quindi bisogna avere delle chiavi di lettura per leggere bene i nostri collaboratori. Per esempio, abbiamo collaboratori che sono, immaginiamoci, più empatici, più relazionali, entrano facilmente in comunicazione, tendenzialmente sono sorridenti e di conseguenza vuol dire che hanno certe attitudini. Magari ne abbiamo altri che invece sono più riflessivi, più meditativi, più seriosi, più chiusi in se stesso, vuol dire che hanno delle attitudini meno relazionali, che sono quelle dei primi, e più relazionali, che sono quelle dei secondi. Ora, sembra quasi scontato, ma se io devo scegliere se mettere al ricevimento della mia azienda una persona con certe caratteristiche o con altre caratteristiche, avere una chiave di lettura che mi permetta di capirle bene, queste caratteristiche, di leggerle, è importante. Chiaro che alla reception, nell'accoglienza ai clienti, ci metterò una persona che ha delle attitudini relazionali più sviluppate, ed è chiaro. Ecco, e invece quella magari più razionale, che sta più volentieri da sola, che è più riflessiva, la metterò, che ne so, in contabilità, perché quelle sono le attitudini che vanno bene per la contabilità. Chiaro che poi contano anche le competenze, non solo le attitudini, per fare poi le scelte. Però adesso stiamo parlando delle competenze sociali come chiavi di lettura per leggere le caratteristiche dei nostri collaboratori. Quindi, ecco, per creare un team che si integri, questo è il senso del punto 3, per creare un team che si integri devo leggere le differenze, diciamo, attitudinali dei miei collaboratori, come da esempio appena fatto, e non valutarle di per sé, ma valutarle in funzione del ruolo che poi vado a dare ai miei collaboratori, e sapere che quelli, un po' come si fa con i figli, quelli preferiti non ci sono. Ognuno di loro ha delle caratteristiche e queste caratteristiche vanno bene per giocare in un ruolo diverso all'interno dell'azienda. Ok? Parte tutto dal presupposto delle competenze sociali per poterle leggere, perché se no, qual è il rischio per l'imprenditore? Il rischio per l'imprenditore è che giudica più simpatico, più bravo il collaboratore che assomiglia di più a lui, un po' come fanno i genitori, no? Un errore che si fa anche a livello pedagogico e nella crescita dei figli, no? Il figlio che ti assomiglia di più è il tuo preferito, quindi è chiaro che però all'interno di un'organizzazione moderna dell'azienda i ruoli che vengono definiti nell'organigramma sono tanti e ognuno di questi ruoli ha bisogno di caratteristiche magari diverse. Ecco, se a monte sono in grado di avere le competenze sociali per leggere queste caratteristiche anche nei colloqui di assunzione e di selezione, è chiaro che vado a scegliermi dei collaboratori che completano la mia squadra. Questo vale tanto per le attitudini quanto per le competenze.
Quindi anche le competenze vanno chiaramente, sicuramente miscelate e non c'è più l'uomo solo comando, ma le competenze che abbiamo oggi sono talmente tante che un uomo non le può più riassumere se vogliamo creare un'azienda chiaramente forte con grandi capacità di crescita, grandi capacità di crescita. Quindi creare un team che superi gli individualismi esasperati e che integri competenze e atteggiamenti differenti. Quarto punto, saper stimolare energia, partecipazione e proattività da parte dei collaboratori. Ecco, in un continuo equilibrio tra sé e gli altri. È molto importante veramente usare anche qui le competenze sociali. Le competenze sociali ci insegnano che è molto importante usare la gratificazione, riconoscere i meriti delle persone, Questo è importante per stimolare energia, per stimolare proattività, far sentire importanti le persone, riconoscendo quando fanno qualcosa di buono, essere attenti a questo è il manager imprenditore moderno sa fare. Non si lascia sfuggire l'occasione di dire bravo al collaboratore quando questo collaboratore fa qualche cosa di buono, fa qualche cosa di giusto. Ecco che allora quel collaboratore che cosa farà? Sarà stimolato a ripetere l'esperienza positiva e quindi diventerà più proattivo nel suo ruolo per cercare di fare qualche cos'altro che gli procuri la gratificazione, un'ulteriore gratificazione come quella che ha ricevuto. Ma ci vuole così poco a capire questo concetto, eppure credetemi, si è sempre pronti a livello imprenditoriale e manageriale a usare il bastone, a essere incazzosi, scusate il termine come dicono oggi il francesismo, ma si è poco propensi a usare la gratificazione. È molto importante saper usare la gratificazione per poi usare anche ogni tanto un po' di bastone, però bisogna usare la gratificazione, imparare a usare la gratificazione. Dobbiamo diventare bravi a fare questo. Quindi stimolare energia non solo attraverso la gratificazione, che è uno degli strumenti, ma anche attraverso un buon piano delle riunioni, un buon piano di colloqui individuali, perché se abbandono le persone a se stesse senza creare una visione di insieme alla quale faccio partecipare tutti, è lì che si crea la proattività e nel lavoro anche di gruppo, quindi nel piano delle riunioni. Io creo il lavoro di gruppo, creo la sintesi della visione che deve essere uguale in tutte le teste dei miei collaboratori e chiaramente anche nella mia, che sono l'imprenditore, che sono il manager. Quindi saper stimolare energia, partecipazione e proattività, ripeto, con l'uso della gratificazione e con la consapevolezza di avere un buon piano di comunicazione interno che è fatto principalmente da due fattori, un buon piano delle riunioni e un piano di colloqui individuali dove posso anche stabilire a inizio anno gli obiettivi con gli incentivi per i miei collaboratori, ma anche di questo tema ne potremo parlare più avanti. Quinto punto, interpretare e comunicare la visione del futuro e esprimere in modo attraente gli obiettivi da raggiungere. Molto importante anche questo quinto punto. Se la visione è solo nella testa dell'imprenditore e ritengo tempo perso il fatto di creare un piano di riunioni dove questa visione la condivido con i miei collaboratori e magari sono loro che me ne aggiungono alla nostra visione. È questo il passaggio fondamentale dal vecchio stile imprenditoriale al nuovo stile imprenditoriale. Nessuno ruba niente, nessuno. Oggi abbiamo talmente tante informazioni che il problema non è avere le informazioni su quale avere un'idea, il problema è realizzare l'idea e quindi creare una sintesi di più persone su una stessa visione. È chiaro questo principio? Quindi dobbiamo allineare più cervelli sulla stessa visione. E purtroppo oggi si dà per scontato, no? Si pensa che dicendo le cose una volta, magari così en passant, o nel corridoio, o perché dicono una cosa all'altra, no, ci vuole un piano strutturato di comunicazione, ricordiamoci sempre, mettere al centro le persone, piano strutturato di comunicazione che è fatto di due strumenti fondamentali e di altri 5 strumenti almeno, ok, ma i due fondamentali sono un buon piano di riunioni e un buon piano di colloqui
individuali per assegnare degli obiettivi, per definire la visione e assegnare degli obiettivi di produzione rispetto alla visione che adesso abbiamo condiviso con tutti i nostri collaboratori. Sesto punto, collegare le singole azioni da svolgere alla comprensione più ampia del contesto. Ecco, qui si parla di formazione. Non posso dare il compito a un collaboratore senza che questo collaboratore non conosca l'utilità del suo compito per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Questo è importantissimo, importantissimo. Il nostro collaboratore è maggiormente produttivo nella misura in cui sa che il suo compito contribuisce alla realizzazione di una visione più ampia, di una visione, missione più ampia. Questo è il punto. Che importanza ha il compito che viene? L'importanza del ruolo del collaboratore per una visione più ampia, collegarlo a una visione più ampia. Benissimo, a questo punto questi sono i punti di criticità e di bisogno dei manager. Buona giornata a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi e bentornati di nuovo qui su TEN ad Imprese in Rete. Oggi anche io sono da remoto, d'altronde lavorare in digitale ci permette di lavorare da remoto. Oggi siamo qui per continuare a parlare un po' di quello che è il business digitale in generale. Abbiamo visto l'altra volta degli spunti interessanti per quanto riguarda il traffico, abbiamo visto l'altra volta degli spunti interessanti per quanto riguarda i canali media e social media, le differenze dei vari canali. Oggi parliamo un po' realmente di quelli che sono i business possibili online. Ci sono diverse branche del marketing digitale, diverse aree che possono servire e servono alle aziende tutti i giorni, come può essere il posizionamento su Google, come può essere il branchio del copywriting, come può essere il branchio del media buyer. Oggi vediamo un po' quali sono le aree più interessanti per sviluppare un business ex novo, quindi completamente nuovo, un business che sposa un po' al 100% quella che è la filosofia del digitale e della nuova economia, un'economia cosiddetta friction free. Cosa vuol dire? Con basse barriere all'ingresso. Tutto questo lo possiamo vedere da che punto di vista? Voi immaginate di andare ad aprire quella che è un'attività tradizionale. Voi volete fare un bar, un negozio di abbigliamento, un ristorante? Che cosa succede? Succede che innanzitutto dovete andare a prendere il locale. Una volta che prendete il locale avete il canone di locazione, se ovviamente la proprietà non è vostra. Una volta che avete questo locale e avete il canone di locazione dovete avviarlo, quindi dovete strutturare il locale con le attrezzature necessarie per avviarlo. Quindi sono spese, sono investimenti. Dall'altra parte ci sono le forniture, quindi avete bisogno di merce, poi da vendere avete bisogno di un commesso, avete bisogno di avviare il locale anche con la pubblicità. Tutto per una cifra di circa 35, 40, 50 mila euro. Invece, vediamola dal punto di vista digitale. Per avere un sito web, su per giù, se affittate l'hosting e quant'altro, e siete in grado di costruirlo, vi costerà un 250 euro l'anno. Quando ci mettete per costruirlo? Un mese? Quanto costerà la pubblicità per avviarlo? 2.000? 3.000? Quindi capite bene che da un lato abbiamo un business a 35, 40, 50 mila euro solo per la parte dell'avviamento, dall'altro lato abbiamo un business di 2-3 mila solo per la parte dell'avviamento, e questo è solo l'inizio, per non parlare poi di tutti quelli che sono i vantaggi.
che cosa dobbiamo andare a vedere anche dal lato di un business digitale? Dobbiamo vedere ovviamente quella che è la presenza digitale e che costo ha. Non ha alcun costo. Voi pensate che oggi, tipo, la presenza digitale di base, giusto per stare online, avere un profilo su Google, avere un profilo su Facebook, pagina aziendale su Facebook, come pagina aziendale su Instagram, costa 0. Quindi che cosa dovete andare a pagare successivamente? Dovete pagare quelle che sono le cosiddette inserzioni pubblicitarie. Che costo hanno queste inserzioni pubblicitarie? Dipende dal vostro tipo di mercato, dipende da che cosa comunicate. E che fine hanno queste inserzioni pubblicitarie? Hanno tantissimi fini. Le inserzioni pubblicitarie possono permetterti di far arrivare anche le persone nella tua attività tradizionale, magari su strada, che ne so, magari se hai un ristorante o un negozio di abbigliamenti o se tu sei un professionista, tipo un dentista. Che cosa puoi fare tramite la pubblicità digitale? Puoi andare a comunicare ai tuoi potenziali clienti direttamente online per farli venire da te in studio, per farli venire da te in negozio, per poi far ultimare quella che è la vendita. Quindi capite bene che ci sono anche qui delle fasi, un po' come il business tradizionale. Andiamo a rivedere un po' dall'altro lato quello che è il business tradizionale. Se lo vediamo dal lato giusto, capiamo bene quello che è il potenziale effettivamente del digitale. Io, attenzione, non sto dicendo che per forza di cose un business deve essere digitale, ma sto dicendo che dall'altro lato un business tradizionale oggi non può fare più o meno del digitale, qualunque esso sia il business, proprio per un fattore che ci sono tanti competitors, proprio per un fattore che ha gli stessi strumenti delle grandi aziende. Un trend che si è sviluppato negli ultimi anni, soprattutto in questa friction free economy, è quella di creare un brand da zero. Si trovano quelli che sono i fornitori, sempre online, si trovano quelli che sono i fornitori, gli si manda il proprio progetto, il proprio design, i fornitori ti mandano quelli che sono i prototipi, si stipulano un contratto per i costi, pagamento magari a 60 giorni, mezzo pagamento anticipato, ok? Ve li spediscono al vostro magazzino, voi create quello che è il materiale multimediale e avete creato un brand. Rispetto a ieri. Ieri come si andava a creare un brand? Dovevi essere tu l'azienda produttrice di base o appoggiarti anche ad altre aziende produttrici. Però mancava poi la parte di vendita. La parte di vendita prima era fatta tramite i cosiddetti rappresentanti plurimandatari. Ti dovevi affidare a loro perché loro avevano una rete vendita o la sviluppavi a livello interno. Oggi questa rete vendita è, non dico il 100%, però circa un 70% è completamente digitale. Perché le persone si informano online, perché le persone cercano informazioni, cercano questa merce, cercano questo prodotto, vogliono un contatto con questo prodotto, anche se è un negoziante, anche se è un'attività che vuole rivendere il prodotto. A chi lo cerca? Lo cerca online. Va a cercare le voci in partner o lavora con noi. Quindi se prima era tutto quanto basato nell'offline, oggi un business deve avere per forza di cose una parte in digitale. Spesso questa parte viene delegata. Perché viene delegata? Perché ha dei costi e anche perché ci sono pochissime competenze. Oggi esistono anche delle piattaforme solo per vendere le proprie competenze. Voi immaginate che ad oggi c'è un'altissima domanda di quelli che sono sviluppatori web, di quelli che sono grafici, di quelli che sono designer, ok, web, e di marketer. Cioè tutti coloro che sono in grado di veicolare un determinato messaggio online. Poi da lì nascono effettivamente che sono altre figure professionalizzanti. E qua mi allaccio al discorso crisi e anche crisi post-pandemica per quanto riguarda sia le aziende che le figure lavorative.
Capiamo bene che se le aziende oggi sono sempre più automatizzate, soprattutto le industrie che prima davano la maggior parte del lavoro, sono sempre più automatizzate, necessitano sempre meno di operai. Ma dall'altro lato, queste industrie, queste aziende che stanno entrando nel digitale necessitano di figure che siano in grado per accompagnare la trasformazione da un'azienda tradizionale ad un'azienda digitale, se non semi-digitale. Quindi le figure che ricercheranno e che stanno ricercando le aziende sono esperti di Google, sono esperti di Facebook, sono esperti di grafica, sono esperti di comunicazione, sono esperti di copywriting, sono esperti di sistemistica, sono esperti di email marketing, sono esperti di bot. Che cos'è un bot? Un bot non è altro che un risponditore automatico. Se noi andiamo a pensare già un bot in un'azienda impostato, fatto bene, elimina tutte quelle figure che sono all'interno di un'azienda nel call center. Io pago il bot una volta, io imprenditore pago il bot una volta, imposto il bot una volta e vado ad eliminare tutte quelle figure che lavorano nel call center, quell'1, 2, 3, 4, 5 persone che lavorano nel call center che mi fanno customer care. Al posto di averne 5 ne avrò solo una, perché il bot già di per sé risponderà alle richieste dell'utente e smisterà bene le richieste entranti dove la persona umana, in quel caso, offre la propria assistenza al consumatore finale. Quindi nel caso proprio specifico. Si va a risparmiare tempo, si va a risparmiare sul costo di un'area aziendale. Quindi se non è più un'azienda tradizionale e non è un'azienda completamente digitale, è un'azienda che è parzialmente digitale. Quindi non si può non pensare oggi di avere almeno una parte in digitale. Potete prendere tutti gli esempi possibili e immaginabili, di qualunque cosa, anche un semplice profilo su Facebook, una semplice pagina su Facebook. Capisco bene che magari non è gestita a dovere, non è gestita finalizzata alla vendita, alla conversione, come può essere anche il canale di Google, come può essere anche il canale di YouTube, come può essere anche il canale di Instagram, però è pur sempre un canale digitale. Noi di Imprese Rese siamo qui anche per informare quelli che sono gli imprenditori tradizionali, per informare quelli che possono essere gli imprenditori di domani o figure professionali di domani o semplicemente incuriosire le persone e magari dare qualche informazione molto utile per entrare al meglio nel mondo del digitale. Questo è il motivo per cui nasce questa trasmissione. Tornando al fattore dell'impresa, tornando al fattore della vendita delle competenze, dall'altro lato voi capite bene che ci sono anche tantissime figure che sono pronte a questo mondo, a questo tipo di lavoro, ok? E proprio per scelta non accettano di essere stipendiate in un'azienda. Perché non accettano uno stipendio fisso in un'azienda? Perché capiscono bene che la propria competenza, la propria figura oggi è molto ma molto importante per un'azienda. Quindi preferiscono affidarsi a piattaforme, preferiscono affidarsi al personal brand, quindi far crescere il personal brand, comunicare alle aziende, al cliente finale che loro sanno fare quella cosa, al fine di trovare nuovi clienti, o come abbiamo detto l'altra volta, lead. Vi ricordate che cos'è un lead? Un lead non è altro che banalmente un contatto. Perché è molto importante avere, tenere, nutrire e convertire il lead? Perché è importante acquisire il lead? Il lead, come ho detto poc'anzi, è un contatto. Nome, cognome, email, numero di telefono e spesso anche l'indirizzo, perché il lead si acquisisce anche direttamente con un e-commerce. Quindi se io ti devo inviare quella che è la merce che tu hai appena acquistato, ho bisogno del tuo indirizzo. Quindi perché è importante acquisire il lead? Perché il lead ha un costo per l'azienda, quindi non è tutto rose e fiori, non è semplicemente un fattore che oggi
qualunque tipo di azienda va online, apre un profilo Instagram, apre un profilo Facebook, apre un profilo su Google, apre un profilo su YouTube, eccetera, 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 e domani si trova il negozio pieno, si trova una fila di clienti online o una fila di vendite online. Non funziona così, perché c'è bisogno di un certo tipo di infrastruttura, c'è bisogno di strategie, c'è bisogno di posizionamento, c'è bisogno proprio di andare a comunicare con il potenziale cliente proprio al fine di acquisire il lead, perché il lead ha un costo. Immaginate, c'è proprio una KPI, che la KPI non è altro che un valore che ti viene assegnato dalle varie piattaforme pubblicitarie per monitorare effettivamente quelli che sono i costi sostenuti, perché anche nel digitale ci sono dei costi, soprattutto a livello pubblicitario. Quindi quando noi andiamo a trattare e a cercare di acquisire un lead, abbiamo i costi per lead, che sono principalmente costi pubblicitari. Quando noi abbiamo dei costi per lead, è importante avere nella propria azienda una strategia di base che ti permetta di nutrire e di massimizzare quel lead. In che senso? Nel senso che io, una volta che ho pagato effettivamente tramite la pubblicità l'acquisizione di un contatto, ossia una persona che entra sul mio sito e che mi lascia i propri dati e il proprio interesse nell'acquistare un determinato tipo di prodotto o un determinato tipo di servizio, io, azienda, 9 volte su 10, quel tipo di contatto per me è una perdita la prima volta. La seconda volta già è diverso. Quando io andrò a mandare un'email o un SMS, non avrà un costo di acquisizione come lo è stato la prima volta. Ed entrano e subentrano altri fattori, quindi altri fattori aziendali che aiutano l'azienda nel tempo ad essere sana. Quali sono questi fattori? Tutti questi fattori riguardano l'esperienza d'acquisto. Può essere una spedizione veloce, può essere il call center o il bot o l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Può essere il resto gratuito, può essere un packaging diverso dal comune, quindi un packaging che resta impresso, un packaging di qualità, la merce arriva intatta, perfetta. Ok, queste sono tutte cose che sono molto importanti per il cliente finale. Il cliente finale bada al fattore che sta spendendo i propri soldi in cambio di merce o di servizio. Quindi tutto quello che viene poi dal lato consumatore, dall'esperienza consumatore, permette all'azienda che ha acquisito il lead di massimizzare su quel lead. Massimizzare che cosa vuol dire? Vuol dire che se io oggi vendo ad Angelo Nico Maiolini un prodotto A e Angelo Nico Maiolini si trova bene con quel tipo di prodotto, ha avuto un'esperienza soddisfacente da quel punto di vista, Angelo Nico Maiolini la prossima volta riacquisterà da quell'azienda, se non lo stesso prodotto, anche un altro prodotto. Quante volte vi capita di ricevere email promozionali? Quante volte vi capita che vi arrivi la lettera a casa con un codice promozionale? Queste sono tutte strategie per massimizzare il lead. Perché vi mandano questi messaggi promozionali, questi codici promozionali? Vi invitano a spendere nuovamente soldi sulla loro piattaforma. E per loro, se una persona va di nuovo a spendere i propri soldi su quella piattaforma, non ha più un costo. Quindi, se nella prima parte, il primo acquisto, spesso 9 volte su 10, ok, in linea di massima, 9 volte su 10, quell'acquisto risulta o un totale pareggio o addirittura in passivo, perché se il mio margine, vi faccio un esempio pratico, se il mio costo per questo lead è di 15 euro, che cosa vuol dire? Che io ogni 15 euro che spendo acquisisco un nuovo contatto. Vi ricordo che lead vuol dire nome, cognome, email, numero di telefono, indirizzo. Ogni 15 euro che spendo io acquisisco un contatto. Se il mio margine di vendita
è di 14 euro, capite bene che sull'acquisizione del contatto io ho perso un euro. Se il mio margine continua ad essere 14 euro e quel contatto X, ok, dove per la prima volta io ci ho perso un euro, ritorna da me, ritorna nel mio store, oppure accede di nuovo al mio store tramite un'email promozionale, per me quel secondo acquisto è costato 0. Quindi il mio margine di profitto è di 14. Questo va nel tempo. Infatti, nel digital marketing e nei business in generale è molto importante andare a calcolare il cosiddetto lifetime value dell'utente. Che cosa vuol dire? Vuol dire quanti soldi spende un utente da noi, perché non è solo sul primo acquisto. Questo fa tutto parte del ramo marketing, questo fa tutto parte del ramo business, ok? Che camminano ovviamente a braccetto. È quello che vi dicevo prima, per andare a realizzare un certo tipo di struttura del genere è molto importante avere le figure giuste e competenti nella propria azienda. Non è solo un fattore di dire io apro una pagina Facebook, apro un profilo Instagram, apro un profilo Google, un profilo YouTube e vado a vendere. Puoi andare a vendere, ma se non hai una struttura di base come questa che ti ho appena detto, cioè una struttura che porti alla massimizzazione dell'utente, non è una struttura sana, non è un business sano, perché non puoi pensare sempre di andare a caccia di nuove persone, non puoi pensare di andare sempre a caccia di nuovi lead. Oddio, potresti farlo, però è molto meno intelligente che avere un sistema di nutrizione e rivendita per massimizzazione del contatto. Quindi non è più un dire vado su internet come lo era 10 anni fa, ma oggi il 6% delle aziende si trova online, su per giù, ma strutturate più o meno bene. Quindi capite che comunque di base è un mercato ancora vergine, perché il 6% è molto poco. E di quel 6% diciamo che 5 su 10 sono strutturate bene per fare business online. Però dall'altra parte capite bene che una volta che un'azienda va online ha competitor, diciamo, tutto il mondo. Perché se io ho un e-commerce e in questo momento mi trovo in Calabria, però potenzialmente vendo in tutta Italia, se un domani decidessi di andare a vendere in Europa, basta strutturarmi, però sempre dalla Calabria, io sto vendendo in Europa. Quindi ho competitors a livello europeo, come vendendo in Italia ho altri competitors dell'Europa o del mondo che vogliono vendere in Italia, perché sono dei mercati ricchi, sono dei mercati basati sul bacino di utenza. E quanto è grande un bacino di utenza nazionale, digitale o europeo, continentale o internazionale rispetto che un semplice negozio, un'attività che si trova sulla via principale di una grossa città di 50, 60 o 100 mila abitanti. Quanto è diverso il bacino, quante volte è più grande un bacino di utenza online rispetto a un bacino di utenza offline. In più, l'online è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e con le giuste strategie, con la giusta struttura, con le giuste figure professionali può fare davvero, davvero tanto. Per oggi Imprese in Rete e Teleten terminiamo questo discorso così, perché è davvero molto ampio e avremo modo di parlarne più in là. Ok? La chiudo con questa frase: non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che funziona. Quindi vi raccomando, ci vediamo settimana prossima sempre sul canale di Digital